Buon pomeriggio da parte di Franco Segretto, siamo arrivati al 2 marzo 2020 con Replay. Buon pomeriggio Stella Battaglia, grazie Stella per essere intervenuta. Franco, grazie. Come va? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Oggi c'è una bellissima giornata di sole qui in Calabria, a Cosenza, Rende, scusate. Benissimo, allora Stella, noi parleremo di quello che è successo ieri in Serie B, in questo fine settimana, la vittoria nell'anticipo di Chiavari tra il Crotone e l'Entella per 2-1, il pareggio del Cosenza a Venezia per 1-1, questo per quanto riguarda la Serie B, mentre per quanto riguarda la Serie C è stata, diciamo, un fine settimana non certamente positivo per le formazioni calabresi. Solo un punto è quello che ha guadagnato il Rende dell'amico Pino Rigoli, avendo pareggiato per 0-0 contro la Viterbese, ha perso il Catanzaro Potenza per 2-0, ha perso anche la Vibonese sui titoli di coda Catania per 2-1, insomma hanno perso tutti, compreso anche la Regina dell'amico Mimmo Toscano per 2-0 contro il Monopoli di fronte al pubblico amico. C'è da dire che tra le altre cose la Regina è rimasta in 10 uomini per l'espulsione del suo capitano cosentino Ciccio De Ros. Allora io vado subito a presentare gli ospiti, do la parola, vai. Vai Stella. Ok, benvenuti. Prima di presentare gli ospiti voglio salutare e benvenuti a tutti voi all'immancabile appuntamento di Replay ogni lunedì in diretta su Teleeuropa Network alle ore 15. Vi ringraziamo per tutti i messaggi di stima che mandate in redazione durante la settimana, perché chiaramente seguite la nostra trasmissione. Grazie, grazie, grazie. Vi ricordo di interagire con noi attraverso il numero WhatsApp 345 921 1221. Sempre meglio leggerlo, altrimenti poi se sbaglio qualche numero, giustamente, anche se compare in sovraimpressione. Ringraziamo chiaramente il coordinatore della trasmissione e soprattutto i nostri ospiti per aver accettato il nostro invito qui in studio. Ringraziamo Mister Gagliardi, Gianluca Gagliardi, grazie benvenuto. A voi, buongiorno. Grazie. Roberto Barbarossa, giornalista Tutto Sport, benvenuto Roberto. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie e ringraziamo come sempre il nostro compagno di viaggio e di avventure Aldo Cennamo. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora Aldo, come sei messo oggi? Bene, bene. Visto che c'è questo subito dopo la partita del fine settimana tra Crotone e Cosenza, ci sarà questa infrasettimanale. Comunque io direi di andare a vedere subito i risultati che ci leggerà immediatamente la nostra Stella Battaglia con la classifica generale, vediamo quello che è successo nell'ultimo turno. Puoi andare Stella? Sì. Eccoli certo. qua. Allora, risultati di Serie B: Benevento Spezia 3-1, Chievo Livorno 0-1, Cittadella Cremonese 0-0, Empoli Pordenone 0-1, Frosinone Salernitana 1-0, Juve Stabia Trapani 2-2, Pescara Ascoli 2-1, Pisa Perugia 1-0, Venezia Cosenza 1-1, Virtus Entella Crotone 1-2. Andiamo a richiedere la classifica di Serie B alla regia e troviamo al comando Benevento con 63 punti, a seguire Frosinone 48, Crotone 43, Spezia 41, Cittadella 40, Salernitana Pordenone 39 punti, Chievo 37, Empoli 36, Pescara, Virtus Entella 35 punti, Pisa, Perugia, Juve Stabia 33 punti, Venezia 32, Ascoli 31, Cremonese 27, Cosenza 24, Trapani 21, chiude la classifica Livorno con 17 punti. Ok, allora grazie a Stella per aver letto questi naturalmente i risultati della classifica di Serie B. Allora io vorrei fare un primo giro partendo da mister Gianluca Gagliardi, questo pareggio ottenuto dal Cosenza a Venezia. Tra le altre cose c'è da dire che il Cosenza era privo di due attaccanti importanti, quali Riviero ormai da un po' di tempo a questa parte per un problema muscolare è andato a curarsi anche in Francia, ma penso che ormai siamo agli sgoccioli, dovrebbe essere pronto da qui a qualche giorno. Asensio ha dato anche lui forfait, per cui Pillon si è trovato poi a mettere su una formazione senza, diciamo, un attaccante vero di ruolo. A te la parola, mister. Sì, probabilmente nel valutare le assenze dei nostri attaccanti e dei loro difensori ha pesato di più sicuramente l'assenza di un attaccante per il Cosenza, cosa che si è purtroppo notata in tante circostanze laddove mancava un punto di riferimento e la manovra non trovava poi sbocco. Detto questo, c'è da dire che comunque nel primo tempo il Cosenza chiude con due azioni da gol, mentre il Venezia
tiri in porta 0, quindi non è così, parlando solo di numeri, attenzione, così negativa come ho sentito dire la prestazione. Magari ti aspetti un qualcosa in più dal punto di vista della rabbia agonistica, del furore agonistico, della voglia comunque di arrivare all'obiettivo, ma quando sei malato e sei febbricitante devi avere la pazienza, perché è quella che ti porta alla guarigione, e magari trovare la via con il fatidico episodio che ti può dare morale, linfa per affrontare la prossima con più entusiasmo, cosa che sta mancando perché dopo il Livorno siamo ricaduti in una prestazione scialba e un risultato negativo contro il Frosinone, e questo ci ha portato ad affrontare il Venezia, che attenzione non è così scarso come si voglia far credere, come ho sentito dire, perché il Venezia, ieri facevo questa valutazione, ieri il Venezia portava in panchina gente come Zuculini, Vacca, Lollo, tanti giocatori che in B, Monachello, Montalto, che in B hanno già un passato, hanno già grande esperienza, e questo va a merito dell'allenatore, lo sottolineo immediatamente, un allenatore giovane, quindi con coraggio. Tu parli di Dionisi? Sì, sì, Dionisi, che ha chiuso la partita con 4 attaccanti, quindi con la mentalità a vincere, cosa che in B, come in tutti i campionati, secondo me è quella che premia a lungo andare e ti porta dei benefici. E allora grazie, io volevo dare 2 notizie, ringrazio intanto mister Gianluca Gagliardi per questo suo primo intervento, poi daremo la parola anche agli altri ospiti. La sconfitta interna del Chievo Verona contro il Livorno ha portato all'esonero dell'allenatore Marcolini. Al suo posto questa mattina è stato ingaggiato Alfredo Aglietti, questa è la notizia di giornata. Aglietti che lo scorso anno attraverso i play-off ha portato praticamente l'Hellas Verona in Serie A. Quindi questa è la prima notizia. La seconda è che è stato squalificato per un turno l'allenatore del Cosenza Bepi Pillon, che era stato espulso a Venezia al 12° della ripresa, dopo che c'era stato un fallo di mani che l'arbitro non aveva visto, ha sorvolato, e quindi è praticamente stato espulso per proteste. Quindi un turno anche per Pillon. Domani ci sarà Occhiuzzi in panchina, domani sera alle ore 21, ve lo ricordo, al San Vito Marulla, per questo infrasettimanale che verrà di fronte Cosenza e Cittadella. Roberto Barbarossa, allora vogliamo fare un consuntivo di questo arrivo di Pillon, appena arrivati a 3 punti a Livorno, poi c'è stata la caduta contro, come diceva Gianluca Gagliardi, interna con il Benevento, e poi contro il Frosinone, chiedo scusa, e poi questo pareggio esterno al Penso di Venezia. Ma non è sicuramente facile farlo, proprio per quello che dicevi tu, soltanto 3 partite. Cosa può dare Pillon? Pillon deve, secondo me, provare a scuotere da quell'apatia della quale parlava anche mister Gagliardi, la squadra non riesce davvero a togliersi. È dall'inizio del campionato che oggettivamente noi non vediamo delle prestazioni dal punto di vista caratteriale, della grinta, della determinazione degne della maglia rossoblù. Non è ovviamente il momento di fare delle polemiche. Pillon mi sembra comunque un allenatore preparato, di esperienza, con dei risultati, che ha subito provato a trasmettere maggiore fiducia sin dalle sue prime dichiarazioni. Indubbiamente ha detto molto chiaramente, ma non c'era bisogno che diciamo, ce lo dicesse lui, è stata una conferma che la situazione non è delle più facili, però è fiducioso, e anche dopo la prestazione, l'ultima gara interna, la sconfitta con il Frosinone, ha detto che questa squadra può comunque farcela, ed è normale che si debba avere questo atteggiamento, questo approccio, perché credo che sia l'unica strada che l'intero ambiente debba percorrere. Quindi giudicheremo ovviamente alla fine del torneo quello che Pillon sarà riuscito a dare a questa squadra, con la speranza di centrare l'obiettivo della permanenza in Serie B. Ok, allora Aldo Cennamo, io intanto vorrei ringraziare Stella in regia, Luca Chito, no? Oggi sì. Luca Chito che è con noi, poi Grazie. alla Camera c'è Mario Scarpelli e Francesco Camposani alla messa in onda. Richiederei alla regia la videata della classifica generale, perché ad Aldo Cennamo volevo fare una domanda proprio sulla distanza che c'è in questo momento dai, diciamo, un eventuale play-out e da quella che è invece la salvezza diretta. Mi pare che l'Ascoli ieri abbia perso per 2-1, l'abbiamo già detto, è rimasto a 31 punti in classifica generale. Se ci date, ecco, la classifica generale,
eccola qua, quindi l'Ascoli 31 punti, sarebbe poi la zona off limits, vero mister? Poi la Cremonese a 27, però deve recuperare una partita, questo lo dobbiamo ricordare. C'è Ascoli Cremonese. Ascoli esattamente Cremonese, quindi anche lì uno scontro diretto per la bassa classe, e il Cosenza a 24. Diciamo che in questo momento, se poi la squadra di Pillon, possiamo tornare in studio, dovesse, caro Aldo, come dire, imboccare una strada importante, magari 2 vittorie consecutive, allora si potrebbero riaprire i giochi, perché vedo che poi gli altri non è che vanno così a 1000 all'ora, non sono sicuramente dei pendolini, no? Da aggiungere a quello che hanno detto i colleghi qua è che ho visto che Pillon ha messo subito in campo il modulo del secondo tempo che ha fatto col Frosinone in il casa. famoso 3-5-2. Abbiamo visto, diciamo, giustamente come dicevi il mister, primo tempo 2 o 3 azioni da noi, loro 0 azioni. Il gol che abbiamo preso è stato un fortuito, perché quello ha sbagliato, ha svirgolato e la palla è andata in rete, ma ci sta. È chiaro che noi in queste partite che adesso mancano dobbiamo cercare il più possibile di fare punti in casa e soprattutto fuori casa, perché tu già vedi la classifica, sembra una classifica che è lunga, però se tu vai a mettere assieme in 3 o 4 partite risultati importanti, tu per esempio, se tu vinci domani sera probabilmente trovi già una classifica la prossima settimana diversa, per cui ti potresti, perché abbiamo adesso, noi abbiamo come riferimento la Cremonese che gli manca una partita, sì, quindi noi deve recuperare una partita a 3 punti oggi, che manca, siamo a 3 punti dai play-out. È chiaro che questa classifica, se noi riusciamo con Pillon, perché io vedo che la squadra dovrebbe forse più cattiveria, giustamente come diceva Barbarossa, cioè ci vuole quella cattiveria. Quando tu sei in una situazione di classificazione c'è bisogno di cattiveria in campo, di più agonismo, però bisogna essere anche razionali, perché tu e avere maggiore equilibrio pure. Non ti puoi permettere in casa di perdere più partite, devi vincere già domani sera con il Cittadella, e non è semplice, e di però questo ne parleremo. devi fare il massimo, perché se tu domani sera vinci poi te ne vai fuori casa, anche il punticino che vai a recuperare fuori casa, e poi nelle altre 10 partite che rimangono ti giochi eventualmente o i play-out o la salvezza, che è lontana, sembra lontana, però 8 punti potrebbero essere tanti, ma potrebbero essere anche... Prima di andare a vedere gli highlights, grazie ad Aldo Cenno, scorrono sul serpentone i messaggi. Praticamente l'oggetto di oggi qual è? L'oggetto di oggi sono tutti positivi, i nostri tifosi. L'ultimo dice ad esempio 4 punti in 3 partite, si può migliorare, sono fiducioso, vedo bene la squadra, forza Cosenza. Sono tutti positivi, meno male. quindi Allora a differenza delle altre volte... Quest'oggi il bicchiere è mezzo pieno, da oggi in poi il bicchiere è mezzo pieno, meglio così. E allora poi di questo parleremo, delle 12 partite che restano, perché il Cosenza dovrà disputarne 7 al San Vito Marulla e 5 in trasferta, poi ci faremo dire anche da mister Gagliardi quello che occorre per sfruttare al meglio, diciamo così, i turni casalinghi. E io devo andare a vedere subito gli highlights, perché molti ce lo hanno richiesto, molti non li hanno visti, avranno ascoltato la partita per radio, su Gionica Radio, dove c'è l'amico Giuseppe Milicchio, che salutiamo, che ha l'esclusiva, e andiamo a vedere invece quello che è successo, il gol di cui parlava Aldo Cenno del Venezia con Longo, e il pari di Maciac, che per quanto mi riguarda è stato uno dei più positivi della formazione del Cosenza. Allora andiamo a vedere la partita, grazie. Bene ma non benissimo, parafrasando le parole di una canzone in voga nelle nuove generazioni, il Cosenza nel silenzio del penso conquista un punticino che smuove di poco la classifica, con i lupi fermi in terzultima posizione a 3 lunghezze dalla Cremonese. Una buona prestazione dell'11 di Pillon, in formazione rimaneggiata contro il Venezia, orfano di Riviere e Asensio in attacco. La gara si gioca sul filo dell'equilibrio, con entrambe le squadre che costruiscono poco, soprattutto nei minuti iniziali. Poi prima Carretta e poi Maciac provano a dar fastidio all'estremo difensore lagunare, che risponde senza problemi. Nel tentativo di Maciac invece è Casale ad opporsi con il corpo. Al 36esimo invece è il palo colpito da Carretta a spegnere le speranze degli ospiti. Cross dal fondo di Casasola, destro di Carretta, che Pomini contiene con l'aiuto del Legno. Gol sbagliato, gol subito, e al 38esimo il Venezia firma il sorpasso con Longo, che anticipa tutti e col destro a 2 passi dalla porta batte Perina.
Nella ripresa il Cosenza prova a raddrizzare la gara trovando gli spiragli giusti, ma fatica e non poco, e dopo un presunto fallo di mano in area di rigore protesta la panchina rossoblù e il direttore di gara manda negli spogliatoi il tecnico Pillon. I lupi si riorganizzano e allora al 61esimo trovano la rete del pari con Zinedine Maciac, poi dopo la girandola di cambi il risultato scivola via fino al triplice fischio, 4 punti in 3 gare. Il Cosenza ha ancora qualche chance ma deve provarci a partire dalla sfida di martedì sera al Marulla con il Cittadella. E ringraziamo Anna Franchino che ha confezionato questo servizio per noi. E dicevamo dell'espulsione, ecco ve l'ho fatta vedere, l'espulsione di Pillon al 12° della ripresa. Si è lamentato giustamente perché il mani del giocatore del Venezia è stato evidentissimo. Pillon lo ha fatto notare, evidentemente ha toccato un nervo scoperto di questi signori arbitri di cui abbiamo parlato in tante trasmissioni. E niente, mister, il rigore era nettissimo. È sacrosanto, bene, bene. Bene ha fatto Pillon a protestare, per quanto poi essere espulso non fa mai piacere, però non dare questo rigore che tra l'altro l'arbitro ha visto e per regolamento oggi vengono date cose molto più gravi perché il giocatore del Venezia ha alzato nettamente il gomito prendendo la palla. Ecco qua, vediamo, ecco, possiamo rivederlo con la moviola, grazie. Ecco qua. E il mani è netto. Signori miei, è nettissimo il mani. Fallo di mano nettissimo, eccolo là. Sì, era proprio... Signori? Mamma mia, mamma mia. Ecco qua, basta, torniamo in studio. Mamma mia, proprio la mano, ho visto? Allora, diciamo che quest'anno il Cosenza mister è stato un po' tartassato, Sì, probabilmente stiamo pagando dazio, però... Fallo di mano nettissimo. Però Franco, se siamo a questa situazione non si deve mai pensare che siano questi... Sicuramente, perché la squadra ha delle lacune, lo sappiamo, no? Perché se tu ricordi bene, per tutto il giro d'andata si è pensato a quello che poteva essere, non è stato, e quindi tanti episodi a favore o contro, le partite che vincevamo 2-0 e abbiamo perso. E questo ci ha fatto un attimo distrarre da quella che era la situazione reale, una situazione reale che poi ha portato alle 5 sconfitte consecutive e oggi ci ha messo nelle condizioni di dover fare per la prima volta, come si suol dire, un vero miracolo sportivo, perché di tale si deve parlare. Non me ne voglia nessuno, ma io sono amante poi di quelli che sono i fatti. I fatti dicono che quando passa il girone di andata, hai fatto 26 partite, hai raccolto 24 punti, pensare di farne altrettanto 20 o 18 in 12 partite è utopistico, per quanto può il calcio regalarci tante situazioni, però bisogna essere realisti, anche perché questo deve avvenire, così portiamo altri dati che poi contano quando si passa 3/4 di campionato, perché nelle singole partite può succedere di tutto e i numeri sono fatti apposta per essere poi cambiati, sovvertiti, eccetera, eccetera. Però le 7 partite casalinghe sono un'arma a doppio taglio, perché il Cosenza ad oggi ha fatto più punti fuori casa che in casa. Non c'è dubbio, siccome quindi è una squadra che fa difficoltà nel proporre Cosenza il in gioco. casa ha fatto 2 sole vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Fa difficoltà nel proporre il gioco, nel creare, nel mantenere il risultato, perché come è successo a Venezia, è successo in altre occasioni, il gol preso a Venezia è un errore gravissimo. Gravissimo perché io l'ho rivisto e la difesa è schierata, la difesa è in superiorità in aria e lì manca la comunicazione, cosa che io ho già sottolineato altre volte, specialmente quando si gioca a 3. Monaco fa bene ad uscire sull'uomo, fanno malissimo i 3 restanti a non marcare gli unici giocatori che sono in aria, perché lì si deve marcare, ma soprattutto il primo uomo, che in quel caso è Schiavi, deve essere in direzione con la palla, cioè la palla non può passare tra palo e uomo lì. Quindi ci sono queste situazioni. Idda, che si è visto sfilare, o chiama e avverte il compagno, occhio c'è l'uomo, lo deve seguire, non c'è altro da fare. Quindi prendere un gol del genere è chiaro che poi ti mette di nuovo la partita in salita, ti metti in ansia, vai in ansia, la porta diventa piccola. Vediamo un'altra piccola. angolazione, guarda, Ecco, allora, qui Schiavi deve essere in direzione con la palla e non dov'è.
perché non ha motivo di essere perché in area di loro ce n'è uno solo. e Idda deve marcare Longo. Uno solo Cioè, ce n'è in area. Guarda, poi ci sono i nostri centrocampisti che rientrano a passo insomma un po' così lento, ed è stata un'azione lenta perché io l'ho rivista, la palla chi ha dato palla al giocatore che ha crossato l'ha tenuta per 5-6 secondi nei piedi. Roberto Barbarossa, allora che vogliamo dire? Abbiamo visto... Vediamo se Roberto dà un po' di positività in più. Schiavi che ha giocato dal primo minuto. Io sono sono positivo. No, ma lui ha fatto un'analisi tecnico-tattica. No, il mister ha fatto un'analisi tecnico-tattica molto bella che condividiamo sicuramente, perché abbiamo visto il gol da molte angolazioni, lì si poteva fare sicuramente meglio. Roberto indubbiamente, l'ho detto prima, devi essere necessariamente positivo. Poi purtroppo ci sono degli errori come questo che si ripetono da inizio Braglia del parlava campionato, di voglio dire. Quindi questo che cosa vuol dire? Ritorniamo sempre allo stesso discorso, ormai trito e ritrito, che è una squadra che è stata costruita non in tempo e sicuramente è stata costruita male. Ma detto questo, ripeto, è inutile ormai parlarne, perché abbiamo da portare a termine, anzi da cercare di portare a termine quello che giustamente mister Gagliardi ha definito un vero e proprio miracolo sportivo, perché la matematica non è un'opinione. Il fatto di giocare 7 partite in casa non è che ti dia queste garanzie di riuscire a ottenere 21 punti. Lo speriamo tutti, lo speriamo. Ma la speranza non ti deve abbandonare finché la matematica ti dà una speranza. È una speranza abbastanza risicata, perché la Cremonese giustamente ha una partita in meno. Fuori casa, ad Ascoli. Ad Ascoli. Diciamo che io le do 3 punti. Tu ce l'hai a 6 punti. Potrebbe uscire anche un pari, in questo momento, voglio dire, potenzialmente potresti averla a 6 punti. E quindi comunque è una situazione abbastanza complicata. A 7 l'Ascoli se dovesse perdere. Capito? Quindi non è proprio facilissima la situazione, però te la devi necessariamente giocare. Ma chi va in campo poi è la squadra, sono i giocatori che dovrebbero metterci un po' più, secondo me, di testa e non commettere errori che sono veramente da altre categorie. Aldo, evitare distrazioni, diceva Roberto Barbarossa, essere più determinati in queste ultime 12 partite in cui si farà il Cosenza, no? È normale, in tutti i sensi. Io ti dico, è già difficile giocare in un campo senza spettatori, che è una cosa veramente, non si può giocare, il pubblico non si può, è una partita secondo me che non c'è lo stimolo, c'è tutto quello, però una cosa è certa, una cosa bisogna dirla, questa squadra deve riacquistare un po' di tranquillità in più. Ieri per esempio, forse fiducia nei propri mezzi. Vediamo la partita di sabato, il Cosenza l'ha giocata bene, diciamo. Però quando l'allenatore Dionisi ha messo quasi 5 attaccanti, noi siamo rimasti in guardia. Non abbiamo capito che probabilmente si poteva spingere, però perché Pillon ha visto probabilmente la squadra, come dice Barbarossa, che quando va in gamma ancora c'è la paura, la preoccupazione, la classifica non ti fa stare tranquillo. In quel caso ha preferito prendersi questo punticino, anche perché così tu mantieni il Venezia ancora a tiro, diciamo, se vogliamo. Quindi adesso che incominciano le partite in casa, è chiaro che in casa devi cambiare passo, Franco. È normale. E poi c'è un altro dato. Dobbiamo essere positivi, noi tifosi, io sono un tifoso, quindi chiediamo ai tifosi che veramente non abbandonino la squadra e che la squadra nei momenti difficili, perché quello che è successo con lo Frosinone onestamente non mi è piaciuto, abbiamo riempito di fischi il povero centrocampista Koulibaly. Canutè, scusami, abbiamo fatto, ha giocato male, ma ogni palla che toccava era per Canutè un peso. Dobbiamo anche in quell'occasione, in questo momento. Poi i conti li faremo fra qualche settimana, quando sarà la fine del campionato. Io sono stato critico, da oggi in poi io penso che dobbiamo tutti quanti lavorare affinché questa squadra si possa, e dobbiamo fare la cosiddetta catena di Sant'Antonio. Quindi in campo tifiamo, andiamo al campo, diamo ai giocatori la possibilità di essere loro in campo, di essere tranquilli, che il pubblico se sbagliano non li fischia, perché altrimenti gli va veramente, come si dice, la tremarella, e non riescono a dare quello che questi giocatori devono dare, secondo me. Grazie ad Aldo Cennamo. Il massimo della positività, e Aldo, aspettiamo la fine. Benissimo. Per dare dei giudizi. È arrivato nel frattempo l'arbitro di domani sera di Cosenza Cittadella. Vai Stella.
La sezione CAN dell'AIA ha reso note le designazioni arbitrali relative all'8ª giornata di ritorno del campionato di Serie B KT. Cosenza Cittadella sarà diretta dal signor Antonio Di Martino di Teramo, coadiuvato dagli assistenti signor Oreste Muto di Torre Annunziata e signor Antonio Bono di Soverato. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Ivan Robilotta di Sala Consilina. Che è abbonato a Cosenza, i Robilotto l'uno l'altro, due fratelli, sono sempre al San Vito Marulla quando si gioca in casa. E quindi l'arbitro Di Martino ci ha arbitrato l'ultima partita, caro Roberto, eravamo insieme, come siamo insieme sempre in tribuna stampa, Cosenza Cremonese 2-0. Vorrei soltanto intervenire su alcuni messaggi, ma prego, prego. In maniera generica. Stiamo parlando del Cosenza, non so perché stanno scrivendo che non dobbiamo parlare del Crotone o altro, comunque noi parliamo delle squadre calabresi. In ogni caso stiamo trattando argomento Cosenza, giusto per una sintesi chiaramente su dei messaggi che ci stanno arrivando. Grazie Stella. Grazie comunque che ci seguite. Ricordi che la televisione regionale si vede anche in Sì, Sicilia. questo lo diciamo sempre, certo. No, ma Vabbè, giusto per definire Stella, perché abbiamo chiarito, ho chiarito non è una marea di trasmissione messaggi. solo per il Cosenza, è una trasmissione che riguarda, lo ripeto e lo ribadisco ancora una volta per tutti quelli che ci seguono, è una trasmissione che riguarda tutte le formazioni calabresi professionistiche della Serie B e le out di Serie C. E ora per la prima volta interrompo te. Prego. Di solito interrompo gli ospiti. Andiamo qualche minuto in pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, allora seconda parte di replay, siamo arrivati al mese di marzo, Stella? Sì, siamo già al 2 di marzo. Lo sai il detto, passa il tempo. Marzo pazzerello, esce il sole e prendi l'ombrello? Sì, come no. Mi sa che domani piove. Sì, domani così, le previsioni sono queste. Allora, stavamo parlando naturalmente delle Cosenza, abbiamo fatto una prima analisi, ora pregherei la regia di mettersi in contatto con la redazione della Gazzetta dello Sport dove avremo il collega Nicola Binda che ci farà praticamente un bilancio su quello che ha detto finora la Serie B e poi faremo riferimento alle formazioni calabresi, naturalmente al Cosenza e al Crotone, poi ci inquadrerà questa sfida tra Cosenza e Cittadella. Mi dicono che l'abbiamo già al telefono. Allora, pronto? Sì, pronto, buongiorno a tutti. Ciao Nicola, grazie per aver accettato il nostro invito qui da Teleeuropa Network. Grazie a te, per avermi chiamato. Per la disponibilità. Allora Nicola, stavamo parlando delle Cosenza, di questo cambio di panchina da Baraglia a Pillon, di questo pari che è arrivato a Venezia, delle porte chiuse, poi sentiremo anche la tua idea e naturalmente parliamo anche del Crotone, delle formazioni calabresi. Iniziamo dalle Cosenza. Il percorso è difficile ma non impossibile, quantomeno per arrivare a una sfida play-out. Come la inquadri la situazione dei rossoblù di Pillon? Beh certo, dopo un cambio di allenatore ci vuole un po' di tempo per trovare la giusta quadra, che il tempo che l'allenatore conosca bene le qualità dei singoli giocatori, però ovviamente non è che di tempo ne può passare tanto perché siamo già nella fase discendente della stagione, quindi bisogna fare in fretta. Pillon passando al 4-3-3 potrebbe aver trovato la chiave giusta, però devono arrivare i risultati sapendo che davanti c'è un gruppo compattissimo e non troppo distante che può essere raggiunto, quindi non deve passare tanto tempo, bisogna azzeccare 2 o 3 vittorie per provare a rialzare la testa. Non è facile, però ecco, non è nemmeno l'impresa che attende il Livorno o il Trapani che stanno dietro. Ecco. Intanto il Livorno ha fatto saltare una panchina con questa vittoria a Verona contro il Chievo, lo dicevamo in apertura, è andato via, è stato esonerato Marcolini, è arrivato Aglietti. Sì, un po' a sorpresa perché il Chievo insomma sembrava che volesse vivere una stagione un po' di transizione e invece evidentemente la società ha in testa la voglia di tornare subito in Serie A e prendendo un allenatore come Aglietti che l'ha vinta l'anno scorso, che sa come si fa, obiettivamente fa capire che il Chievo
mira a fare il salto di qualità, e quindi sicuramente è una sfida affascinante quella che lancia il Chievo, che lancia Aglietti, che con quella città c'è stato 2 volte da giocatore sia col Verona che col Chievo, adesso ci torna da allenatore, prima ha allenato il Verona e adesso allena il Chievo, quindi è un tossano che ha un legame doppio con Verona. Io sto guardando la classifica generale, al comando il Benevento con 63, ormai lanciatissimo verso la Serie A, poi Frosinone 46, Crotone 43, Spezia 41 e Cittadella 40. Cittadella che domani sarà ospite del Cosenza al San Vito Marul. Che squadra è questo Cittadella? Il Cosenza all'andata vinse 3-1. Sì, è stato forse il periodo peggiore del Cittadella, che è una squadra che lavora su un progetto che dura da anni, come dovrebbero fare tutte le società in Italia, lavorano su uno stesso spartito, con lo stesso allenatore, con una squadra che sembra sempre identica ma che in realtà è in continua evoluzione, è una squadra molto organizzata che sa bene quello che deve fare in campo. Non sempre in questi anni vengono azzeccati gli interpreti giusti, quest'anno infatti in attacco forse a parte Giao, a parte lui, gli altri non è che ci siano dei grandi finalizzatori come ci sono stati negli anni scorsi, quindi una squadra molto ben organizzata che però fa un po' fatica a fare gol, non a caso nelle prime squadre è quella che segna di meno, insomma, quindi se solo il Chievo ha segnato di meno in quella dei playoff, quindi è un Cittadella che è molto organizzato, difficile da battere, che ti può punire in qualsiasi momento, anche se, ripeto, davanti a parte Giao non ha dei grandissimi finalizzatori. Allora c'è il collega Roberto Barbarossa di Tutto Sport per una domanda per il collega Nicola Binda. Sì, buon pomeriggio Nicola. Sì, ciao. Volevo chiederti un tuo parere su questa situazione che si sta delineando a livello nazionale, partite rinviate, porte chiuse, divieto di trasferte. Non ti sembra che si stia un po' esagerando e soprattutto non si abbia la capacità di governare in maniera uniforme il mondo del calcio? No, assolutamente, non si sta esagerando, anzi vi assicuro che stando a Milano l'allarme, la preoccupazione è fortissima, è un problema molto serio, insolito, eccezionale, che l'Italia non ha mai dovuto affrontare, quindi è comprensibile che si possa anche essere un po' impreparati, perché un conto è un terremoto che magari purtroppo abbiamo già vissuti e le misure d'emergenza si conoscono, ma un fatto del genere è insolito per tutta la nazione. Chiaramente il calcio si deve adeguare, non può andare in una direzione diversa. La Serie A cerca di giocare le partite con il pubblico perché chiaramente è uno spettacolo che si esporta anche all'estero, ma se non sarà possibile si giocherà a porte chiuse. Io credo che in questo momento l'aspetto sportivo e quant'altro debba passare in secondo piano. In questo momento la preoccupazione è la nostra salute e vi assicuro che qui al nord c'è un clima veramente molto brutto, di grande preoccupazione, quindi io penso che prima si pensa alla salute e poi si penserà a finire i campionati, a costo di finirli insieme agli europei, non importa, ma credo che la priorità in questo momento vada alla salute delle persone e alla possibilità di andare a vedere le partite negli stadi serenamente, che i giocatori possano allenarsi e lavorare serenamente senza doversi preoccupare, però ripeto, prima viene la salute e poi viene il calcio. Non so se c'è Aldo Cennamo che vuole intervenire? No. Allora possiamo salutare il nostro amico e collega Nicola Binda della Gazzetta dello Sport per essere intervenuto. Grazie Nicola per la tua disponibilità. Grazie a voi per la chiamata, buona giornata a tutti. Arrivederci. Stella, volevi aggiungere? Una domanda per Mister Gagliardi. Prego, anche se... puoi andare con la domanda per Mister Gagliardi. Sì, prima qualcosa Mister avevi già accennato. Mister Gagliardi, a 12 partite, a 12 giornate dal termine. Pensi che il Cosenza abbia ancora il tempo di recuperare o deve concentrarsi solo su eventuali spareggi play-out? No, grazie per la domanda, perché riprendo e sottolineo che la preoccupazione non deve essere meramente un dato numerico, ma un dato realistico. C'è un potenziale di squadra che finora ha espresso 26 punti in 24 partite, giusto? No, 24 punti in 26 partite. 24-26, mancano 12 partite.
con tutto l'affetto, il ragionamento del tifoso ci sta, il tifoso ragiona di pancia, di consentimento, eccetera, eccetera, ma chi fa calcio deve dire le cose che si possono fare e non quelle che si vorrebbero. Allora, quelle che si possono fare è dare l'anima a ogni partita. Questo sembra scontato, l'abbiamo ribadito, lo sottolineiamo. E questo è un invito che ci vengono anche dal Serpentone, dagli amici che ci scrivono. Allora ci dobbiamo chiedere il perché ci facciamo questa domanda. Allora, il perché, scusami Franco, perché sottolineiamo quello che vogliamo per il bene del Cosenza. Il perché oggi parliamo di maggior grinta, perché questa squadra ha perso l'anima, questa squadra ha perso l'identità che era insita di una squadra che aveva fame, aveva voglia ed era entusiasta del risultato raggiunto l'anno scorso. Quindi dobbiamo ritornare al 0-3 di Rende, Cosenza Rende, laddove Okereke doveva smettere di giocare a calcio, oggi è Canutè, l'allenatore non capiva nulla, oggi è il turno di Pillon. Allora c'era quel clima di negatività che guarda caso poi ha prodotto una Serie B. Ci siamo ritrovati in Serie B, guarda caso, dopo i playoff, quindi Okereke è diventato un giocatore da nazionale, Tutino, Embal, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché l'anima di quella squadra erano gli stessi che sono stati quelli dell'anno scorso e non è un ragionamento tecnico, perché quando si va in una squadra è l'anziano per presenze, per stagioni in corso, che trasmette questa mentalità. E quindi parlo dei Corsi, dei Dorazzi, volevo fare una domanda io dei Corsi Bruccini, eccetera, eccetera. Sono stati massacrati dalla critica perché non erano in grado di... Ed è stato un errore perché bisognava un attimo proteggere questo nucleo. Scusami. No, prego. Mentalità che si costruisce il ritiro, la mentalità... E l'ho detto prima, l'ho vista nel Venezia, una squadra che se io vedo i centrocampisti, Fiordelino, Malè e quell'altro... Fiordelino l'abbiamo mandato via, da cos'è? A confronto dei nostri non li vedo superiori. Malè, non li vedo, non so neanche chi erano prima di ieri. Nemmeno io, tranne Fiordelino. Però vedevi che erano tutti e tre sempre in continuo movimento, tutti e tre a prendere palla, tutti e tre giocavano di prima, perché è una squadra organizzata con una mentalità in verticale. Gli Aramu e Ecco, forse l'unico è Aramo. Aramo e Capelli che giocavano a ridosso dell'unica punta. Ma tu Capello l'anno scorso era a Padova e retrocesso. Li trovavano sempre. Aramo era con l'Olbia e un giocatore del Cagliari. Per questo c'è la mano dell'allenatore, Franco. Per questo c'è un'idea di gioco, per questo c'è una mentalità in avanti, perché noi quando perdiamo palla vedi rincorrere alla difesa, scappare sempre con la paura di andarsi a coprire, è una mentalità vecchia che ci stiamo portando dietro. È vero. E oggi la stiamo pagando. E chiudo, il recuperare il risultato, lasciamo stare come, deve essere preso come una cosa positiva, signore, non negativa. Quindi il pareggio di Venezia ben venga. Ben venga, dobbiamo ritornare tutti all'idea di 3 anni fa, a Rende Cosenza Rende 0-3. 0-3. E allora Roberto Barbarossa, sei d'accordo su quello che ha detto testé l'amico Gagliardi? Assolutamente sono d'accordo, è quello che stiamo un po' dicendo da Stiamo cercando praticamente di, come dire, di dare un po' di fiducia, di autostima a questi ragazzi per quello che possiamo fare noi, anche come addetti ai lavori, perché nessuno vuole perdere questo patrimonio della B, insomma, no? No, questo deve essere chiaro a tutti, così come deve essere chiaro che nella malaugurata ipotesi di un ritorno in Serie C i primi a esserne penalizzati saranno i tifosi, saremo anche noi addetti, noi giornalisti, chi ruota intorno al Cosenza Calcio, quindi questo deve fare capire come dobbiamo essere tutti concentrati sull'obiettivo. Io mi permetto solo di ricollegarmi a quello che diceva l'amico Aldo sull'apporto del pubblico. Sì. Io credo che al pubblico di Cosenza non si possa dire assolutamente nulla, perché in altre epoche avremmo assistito a scene completamente diverse. Invece è un pubblico che segue in trasferta la squadra, va allo stadio e incita dal primo al 95esimo minuto. Poi è ovvio che ci possano stare i fischi durante la partita, è normale, la gente paga il biglietto, ha anche diritto di fischiare, però se vai a guardare
i fischi sono sempre inferiori all'incitamento, quindi il pubblico veramente non gli si può dire assolutamente nulla, e mi piacerebbe veramente che già da domani contro il Cittadella, squadra ostica, lo diceva il collega della Gazzetta, squadra costruita, e sottolineo il termine costruita negli anni, sarà difficile, però il pubblico, indipendentemente dalle presenze allo stadio, riesca a trasmettere entusiasmo, e soprattutto che i giocatori che scenderanno in campo possano far loro quel fuoco che arriva dagli spalti per metterlo in campo e conquistare finalmente i 3 punti. Cioè è inutile che andiamo a fare i discorsi tecnici, tattici, lo sappiamo, lo vediamo dalla classifica, è una squadra che è al terzultimo posto in classifica, adesso è inutile andare a fare disquisizioni 3-5-2, 4-4-2, i vari sistemi mi fanno veramente ridere a questo punto del campionato. Dobbiamo soltanto scendere in campo e conquistare più punti possibili senza guardare le altre, noi dobbiamo guardare solo a noi stessi e sperare che questa squadra riesca a diventare in questo scorcio finale di campionato una squadra. Grazie, io volevo sapere da Stella se diciamo il serpentone è positivo, vedo il bicchiere come dicevamo all'inizio mezzo pieno, oppure c'è qualche... Sì, ancora... no, lo vedo positivo, fanno i complimenti chiaramente anche ai nostri ospiti per le risposte che stanno dando. Benissimo. Grazie a tutti voi che ci seguite da casa. Grazie a tutti. Allora Aldo Cennamo, il Corriere dello Sport l'altro giorno titolava alla vigilia di Venezia il Cosenza senza i suoi tifosi, e mi riallaccio all'amico e collega Roberto Barbarossa, e senza Asensio. Ora, oggi pomeriggio sappiamo che c'è la rifinitura, tutti quanti ci aspettiamo quantomeno Asensio, uno tra lui o Rivière in panchina, perché giocare, come dicevamo all'inizio, senza un punto di riferimento in attacco, magari con 2 esterni come lo sono Magiacci è un po', diciamo, un giocatore atipico, o come Carretta che è un esterno a fare la punta vertice, la punta centrale, insomma potrebbe appunto soffrirne l'intera squadra. Tu pensi che domani qualcosa si possa recuperare di uno di questi due? Guarda, io penso che poi alla fine sono il valore aggiunto del Cosenza, sono venuti a mancare in un momento cruciale. Che adesso il mister Pillon avrà ha avuto poco tempo, solo 3 giorni per andare a preparare una partita difficile con una squadra che è quarta in classifica, come diceva il corrispondente della Gazzetta dello Sport, una squadra che ha una difesa Nicola Binda, caporedattore. Però l'attacco è anemico, mi pare che sia il peggior attacco, ma questo non deve mettere il Cosenza nelle condizioni di tanto non ci fanno gol. No, noi dobbiamo andare a giocare una partita come il Cosenza di fronte al suo pubblico. Poi Franco, anche questo problema di coronavirus frena un po' la gente ad andare allo stadio, però anche, come diceva Barbarossa, anche 4-5 mila persone sono sufficienti per dare al Cosenza la possibilità di avere il pubblico e sapere che il pubblico è vicino alla squadra, anche in questo momento di difficoltà, di classifica deficitaria, di tutto quello che abbiamo detto. Perciò c'è bisogno di fare tutti quanti uno sforzo e capire che la salvezza, 36 punti, la salvezza non basta solo per i risultati, bisogna vedere anche le altre squadre poi che fanno, perché anche è importante anche vedere che fa la Cremonese, l'Ascoli, il Pisa, tutte quelle squadre che sono lì, che purtroppo noi abbiamo, poi dobbiamo vedere anche quali saranno i confronti diretti, in casa, fuori casa, cioè è tutto un discorso che se noi approcciamo questa partita con il Cittadella bene, probabilmente da sabato, domenica, quando giocheremo la prossima, lunedì prossimo cambierà sicuramente, potrebbe cambiare lo scenario di questa squadra, per cui avere un risultato positivo significa dare alla squadra quella capacità, anche quella sicurezza che purtroppo in questi momenti sta mancando. Roberto, tu che notizie c'hai per quanto riguarda Asensio e Rivière? Ce lo chiedono in tanti? Sì, infatti ce lo stanno chiedendo. Penso le stesse che hai tu, voglio dire. Io credo che dovrebbero almeno uno dei due andare. Però c'è un recupero di Legittimo, perché Legittimo è andato in panchina, potremmo anche vederlo Legittimo dal primo minuto. Esatto, e questo è molto importante, non solo per il valore tecnico di Legittimo, ma anche per quello che lui riesce a dare in termini di carisma. Per l'esperienza, la fiducia. Dell'esperienza, quello che riesce a dare in termini di fiducia e di esperienza e di carica alla squadra. Io credo che Rivière e Asensio aspettiamo, diciamo, i convocati da qui a un paio d'ore, almeno in panchina penso che Rivière andrà, non so Asensio. O viceversa, insomma, uno dei due potrebbe andare, se non addirittura tutti e due, non lo sappiamo, sicuramente sarà anche in panchina, saranno delle presenze importanti perché magari
potranno servire in una fase finale decisiva della partita. Speriamo di non arrivare ad aver bisogno di questo, ma di riuscire a mettere un po' al sicuro il risultato prima e di conquistare 3 punti che sarebbero davvero a questo punto sono fondamentali. Allora, Gianluca Gagliardi, mi inquadri questo Cittadella per cortesia? 4-3-1-2 mi pare, no? Gioca con il trequartista dietro le 2 punte? Sì. Come da 3 anni a questa parte, un schema collaudato, giocatori che ruotano ma non l'idea, ma non la mentalità, appunto, che l'allenatore ormai ha trasmesso a memoria a quelli che scendono in campo, indipendentemente se si chiamano Stanco piuttosto che Diop, eccetera, eccetera. È una squadra rognosa perché non fa distinzione sia in casa che fuori casa. Gioca allo stesso modo. Gioca allo stesso modo, i risultati e i numeri lo dicono. Da prendere con le pinze, ma sono quelle partite, così come ce ne saranno altre per il Cosenza, che sono gli avversari ideali. E mi spiego, la pericolosità di una squadra che viene a giocare con la mentalità, diciamo la mente libera, perché non penso che la Cittadella possa aspirare al salto di categoria. Sicuramente ambisce a ripetere il campionato dell'anno scorso e collocarsi nei playoff naturalmente al momento in cui ci sei, ma sicuramente non è una squadra che regala nulla per lo stesso motivo. Dipende da te, dall'approccio. Io faccio un esempio, può sembrare un po' antipatico calcisticamente, ma quando è arrivato il Frosinone a Cosenza, ecco perché poi dico che l'allenatore c'entra fino al venerdì, poi l'allenatore deve fare soltanto attenzione a non fare danni. Mancano determinati giocatori, vado a vedere chi mi può dare fastidio, lo diciamo in modo da bar, Dionisio, benissimo. Allora io e Ida ci guardiamo, ci inizi tu o inizio io, ma subito però. Non 20 minuti che Dionisi fa il Maradona, perdiamo 2-0, poi andiamo a fare fallo al centrocampo e prendiamo la munizione. Bisognava farlo prima. Cosa voglio dire? Il calcio è fatto anche di queste cose, anzi soprattutto di queste cose quando ti devi salvare. Io spesso e volentieri ricordo discorsi fatti con Ciccio Marino, no? Di quel Cosenza. Quando non c'erano le telecamere succedeva negli spogliatoi, adesso deve succedere in maniera intelligente in campo, ma soprattutto con gli occhi. Gli occhi devono trasmettere la paura all'avversario e di conseguenza grande timore reverenziale, non venire a San Vito, vedere il teatro e fare quello che si vuole. Se ci vogliamo salvare sono questi i contenuti, trasmessi dal pubblico come sempre, ma poi ci deve essere qualcuno in campo che ne dia l'esempio. Grazie a mister Gagliardi. C'è una domanda mi pare, no? Sì, per Roberto. Vai Stella. Roberto, cosa è mancato secondo te in questa stagione al Cosenza Calcio? Una squadra alla quale è mancata la continuità di rendimento, non credi? E cosa è mancato? È mancato intanto un progetto iniziale. Tu hai avuto tempo per costruire la squadra da maggio. L'hai costruita a fine agosto, i primi di settembre, non sei andato in ritiro con una rosa numericamente adeguata e quindi non hai potuto costruire un'identità prima di gruppo e poi un'identità di squadra. Quindi alla fine è mancato quello, voglio dire, quindi i risultati sono la cartina di tornasole di una programmazione che non c'è stata. A gennaio hai provato a fare un calciomercato che è andato sulla la stessa, ha ripetuto gli errori dell'estate. Questo purtroppo è la situazione, ma ritorno a dirlo, ormai è inutile fare processi, cerchiamo di remare tutti nella stessa direzione, così come l'ambiente sta facendo. La palla passa definitivamente alla squadra, perché questi ragazzi sicuramente non possono assolutamente lamentarsi né di come vengono trattati, né dell'ambiente, né del supporto. Stare a Cosenza, con tutti i difetti di questa società, comunque è ancora una situazione abbastanza ideale. Tocca a loro, in campo scendono loro, non ci scendiamo noi. Noi quello che possiamo fare è lasciare da parte una volta per tutte le critiche, non cercare di estraniare anche i cosiddetti leoni da tastiera e guardare verso l'obiettivo della promozione. Poi speriamo di raggiungerlo. Seguiremo le vicende di sviluppo. Grazie Roberto. Mister Gagliardi, invece adesso ho una domanda per te, lasciando un po' da parte il Cosenza.
Eh sì, mi sono preparata bene, visto? Mi fa piacere, mi fa piacere. Nonostante ieri ho mangiato a partire dalle ore Ma non ci 8:30 dal non ci mattino interessa. fino alla sera alle 23. Penso che di domenica mangino tutto, così come negli altri giorni. Allora, mister Gagliardi, lasciamo un po' da parte il Cosenza, voglio farti una domanda. Allora, una sfida a 2 tra Frosinone e Crotone per il secondo posto in Serie A, oppure secondo te bisogna inserire anche Spezia e Cittadella? Com'è la domanda? È una buona domanda, mister? È una domanda che ad oggi Ecco la classifica. potrebbe essere diciamo, una risposta, potrebbe avere una risposta scontata, perché la classifica si sta delineando per quelle che sono i valori. Ecco, ieri la B ci ha regalato quelle solite sorprese che hanno fatto sì che l'ultima vincesse a Chievo, dopo che il Chievo ha fatto grandi risultati precedentemente, e così l'Empoli viceversa ha fatto contro il Pordenone. Che ha perso in casa, guarda, che con un gol di Pocalon. 3 vittorie consecutive. No, 4. 4. Con Marino erano 4 vittorie, da quando è arrivato Marino a Punta d'Empoli, 4 vittorie, 12 punti, poi la sconfitta interna, guarda caso, contro il Pordenone. Appunto quello che chiedevi tu prima, no? O la domanda che è stata fatta. In Serie B la differenza la fa la continuità di risultato, e volendo rimarcare un qualcosa che a questo Cosenza è mancato, è stato proprio quel filotto classico di risultati positivi. Che c'è stato invece l'anno scorso. Che se avessimo ragionato a posteriori non serve, ma se avessimo ragionato con calma e con la pazienza di cui parlavo prima, magari con Crotone e Benevento non avremmo perso, avremmo fatto un punticino a partita. Oggi ce lo trovavamo. Oggi ce lo trovavamo. Allora, Aldo Cennamo, che cosa ti aspetti domani sera dal pubblico di Cosenza? Ne hanno parlato finora benissimo, per la verità sempre tutti i nostri ospiti. Io ricordo una frase simpaticissima di mister Gagliardi qualche settimana fa, quando infilammo le 5 ai noi sconfitte consecutive, dice: tutti sono colpevoli, l'unico innocente alla grande è il pubblico. Ma ha detto bene, ha fatto, perché il pubblico di Cosenza è un grande pubblico. Quando la squadra, quando 700, 800, 900, 1000 persone vanno fuori casa, fanno trasferte di una lunghezza infinita, vuol dire che questi nostri tifosi hanno il merito di essere fortemente legati alla squadra, hanno il cuore alle batte, e quando vedono il Cosenza che va in qualsiasi parte, i tifosi non ci sono sempre, assai o pochi, ci sono sempre. Quello che conta è che i giocatori devono incominciarsi a guardarsi negli occhi, Franco Domanis. Prima della partita, negli spogliatoi devono guardarsi negli occhi e dire come si deve giocare questa partita. Questa partita si gioca con cattiveria agonistica, non devono tralasciare una palla, devono andare su tutte le palle, devono fare un pressing che serve proprio per intimorire il Cittadella, devono soprattutto capire che ci sono situazioni che oggi non si può più sbagliare. Benissimo. Se il Cosenza dovesse malacuratamente sbagliare, va nel principio. Invece ancora ci sono le condizioni per poter fare qualcosa di importante. Un miracolo. I miracoli io ci credo. Io sono un cattolico praticante, perché non devo credere ai miracoli. Ok, grazie. Allora andiamo subito a chiedere alla regia, nell'anticipo ve lo dicevo in apertura del nostro programma odierno, la vittoria a Chiavari sull'Entella per 2-1 del Crotone. Andiamo a vedere gli highlights che ha confezionato per noi, mi pare, Gianluca Pasqua. Grazie. Stanno per arrivare gli highlights di questa partita vinta dal Crotone. Ci siamo dalla regia. Virtus Entella 1. Aggancio al secondo posto riuscito per il Crotone in attesa degli altri risultati, ma l'esame Entella è stato brillantemente superato. I calabresi di Stroppa battono i liguri nel silenzio dello stadio a porte chiuse, il primo di un weekend anomalo per il calcio italiano. Al 10° i rossoblù sono già avanti, azione di Molina, Armenteros arriva al rimorchio e realizza il gol del vantaggio, confermandosi l'acquisto più che azzeccato. Le occasioni liguri sono per Schenetti, che mira alto, e Morra, con una conclusione respinta da Marrone. Nella ripresa i rossoblù si fanno vivi con il solito Messias e Simi, che ha diverse occasioni per raddoppiare, mentre Schenetti si mette in mostra dai padroni di casa. A 7 minuti dalla fine, l'episodio che fa scattare in avanti gli ospiti. Molina raggiunge il fondo, Simi di testa, gira in porta per lo 0-2. Nel recupero fallo di Mazzitelli, già ammonito su crociata, l'Entella chiude così in 10, eppure salva l'onore allo scadere con la punizione di Crialese per lo stacco poderoso di Pellizzer, che lascia solo l'amarezza alla squadra di Boscaglia. Allora, abbiamo visto gli highlights di questo. Sì, ne discuteremo dopo, andiamo qualche minuto in pubblicità. Continuate a interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp. Grazie mille.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, stavamo parlando del Crotone, mi fa piacere che quando si vince sia a Cosenza che a Crotone salgono tutti sul carro dei vincitori, caro mister, anche i leoni da tastiera, no? Poi la colpa è degli allenatori che stanno magari fanno gli opinionisti, come gli amici nostri che intervengono per telefono, magari la colpa è dei giornalisti che vanno in campo, giustamente, la colpa, caro Roberto Barbarossa, no, per i leoni da tastiera è un po' di tutto l'ambiente, no? Noi abbiamo salvato il pubblico, però poi c'è... Il padre al figlio gli dà anche lo schiaffetto. No. Ma è bello così, sentire queste cose è bello perché poi ti fa capire con chi hai a che fare con i leoni da tastiera, che sono tantissimi. Sono i finti quelli là. Ah, i finti. E allora, che vogliamo dire, mister? Torniamo a noi, torniamo alle cose serie, torniamo praticamente a questa vittoria in trasferta, dicevamo a Chiavari, abbiamo visto gli highlights e ringraziamo Gianluca Pasqua, questa vittoria del Crotone che lo rilancia in classifica al terzo posto dietro al Frosinone, che comunque ha vinto. Io ho visto la partita contro la Salernitana, ha battuto la formazione di Ventura. Ma mi ripeto, il Crotone per me è la squadra tra le tre anche più forte, ritengo, perché dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'assemblaggio della squadra, Ursino ha fatto un lavoro eccezionale. Quando ti puoi permettere di fare a meno di giocatori come in questo momento sono Maxi Lopez e altri che stanno in panca in Serie B, significa che hai tanta roba lì davanti. E tanta roba significa Armenteros e Simi, che nelle ultime giornate sono stati protagonisti dal punto di vista realizzativo, ma è una squadra che annovera poi un centrocampo di altissima qualità, perché Benali, Messias che è una punta e Barberes sono solo qualità. Ho sempre sottolineato e continuo a ribadirlo che se non è prima è perché non ha avuto una continuità di rendimento, sì, perché ha una mancanza di equilibrio che spesso e volentieri la porta ad allungarsi e a portare i difensori a giocare in inferiorità e subire dalla squadra avversaria, che oggi in B conosce benissimo quando si affronta il Crotone, pregi e difetti. Domenica è stata una partita a senso unico, io l'ho vista il primo tempo, il Crotone ha strameritato di andare in vantaggio. Venerdì sera, nell'anticipo. Venerdì. Ha gestito e ha lasciato poca roba all'endello. Benissimo, e allora noi a questo punto mi chiamerei dalla regia dopo aver fatto questo passaggio sul Crotone. Andiamo a trattare questa terza sconfitta della Regina in campionato, andiamo a vedere i risultati della Serie C. Stella, ti prego di leggerli, sì, certo, con la relativa classifica generale, poi invece andremo in chiusura a vedere il prossimo turno della Serie B. Si giocherà domani, gran parte delle partite si giocheranno domani, martedì alle ore 21, tra le quali appunto il Cosenza contro il Cittadella e il Crotone che ospiterà il Pisa. Noi invece andiamo a vedere quello che è successo in Serie C e andiamo subito a vedere gli highlights. Ok, allora risultati Serie C: Bari Avellino 2-1, Casertana Cavese 2-0, Catania Vibonese 2-1, Paganese Teramo 0-0, Potenza Catanzaro 2-0, Regina Monopoli 0-2, Rende Viterbese 0-0, Rieti Sicula Leonzia 1-2, Ternana Bisceglie 2-2, Francavilla Picerno 1-2. Andiamo a vedere la classifica di Serie C. Al comando troviamo la Regina con 66 punti, a seguire Bari 59, Monopoli 57, Potenza 55, Ternana 51, Catania 44, Catanzaro 42, Teramo 41, Viterbese 39, Vibonese 38, Francavilla, Avellino, Cavese 37 punti, Casertana, Paganese 35, Picerno 32, Sicola Leonzio 26, Bisceglie 20, Rende 18, chiude la classifica Rieti con 12 punti. E allora non è stato sicuramente, caro mister, un fine settimana positivo per le formazioni calabresi di Serie C, perché tranne il pareggio del Rende per 0-0 sul neutro di Vibo contro la Viterbese sono arrivate 3 sconfitte. La terza in campionato, dicevamo, della Regina contro un buon Monopoli. Ho parlato stamattina con Mimmo Toscano, mi ha detto che il Monopoli ha destato un'ottima impressione, è una squadra che dirà la sua anche per quanto riguarda il discorso playoff. Il Bari poi ha vinto, quindi apporta a 7 adesso le lunghezze dalla Regina, mancano 9 giornate, Mimmo Toscano sa quello che deve fare, bisogna per gestire bene
questo vantaggio fino alla fine del campionato. Ha perso anche la Vibonese, lo dicevamo in apertura, per 2-1 a Catania sui titoli di coda, ha perso il Catanzaro per 2-0 a Potenza, quindi una diciamo, giornata non certamente positiva. Sì, 6 vittorie consecutive in trasferta non si fanno per caso, il Monopoli è una squadra... Mister Scienza, ex della Regina. Mister Scienza ha acquisito una continuità di risultati che l'ha portata ad essere oggi la terza forza del campionato, quindi ci sta anche perché la Regina veniva da quel trittico o comunque le 2 partite diciamo più importanti, Bari in casa e Ternana fuori, che magari dal punto di vista psicologico ha fatto un po' sedere qualche giocatore, qualcun altro si è lasciato prendere un po' dal nervosismo e ieri è stata una battuta a vuoto. Oltretutto è stato espulso anche l'amico Ciccio De Rose, quindi ha dovuto giocare mi riferivo purtroppo in 10, a questo, un centrocampo senza De Rose, vogliono un uomo in meno, è chiaro oggi che pesa, Oggi De Rose è un giocatore esperto, non è più il ragazzino di una volta, quindi essendo ammonito dopo 21 minuti doveva fare un po' più attenzione lì ed evitare il secondo giallo. L'unico punto forse purtroppo è da considerare una mezza sconfitta perché il Rende non è più in condizione di dover fare conti o fare punticini, ma deve cercare di vincere, non sempre è facile, anzi non lo è assolutamente. Il Rende l'obiettivo con i play-out, no? Sì, ma devi fare attenzione. Una migliore posizione, dici tu. Esatto, non solo la posizione, ma che non si allunghi. Vediamo la classifica, eccola là, ecco la classifica della Serie C. Da qui alla fine, perché ieri il Picerno ha fatto una vittoria importante fuori casa e quindi non vorrei che Sicola e Picerno continuano ad allungare perché nelle ultime... La Sicola... Da quando si è messa bene, eh? Sì, ma perché prendendo Catania, Bucolo, tutti questi giocatori ha rinnovato tantissimo a gennaio. Sì, hanno messo un po' di esperienza e in questa categoria fa la differenza, cosa che probabilmente continua a mancare a Rende nonostante il grande lavoro che sta cercando di fare. Chi invece ha infilato la terza sconfitta consecutiva è stato il Catanzaro, che aveva perso precedentemente nel derby con la Regina e gli era perso anche a Potenza per 2-0. E quindi significa che c'è qualche problema. Quindi non era Auteri prima, Grassadonia dopo, mandato via Grassadonia, quando si ricade vuol dire che c'è un problema strutturale, c'è un problema nella squadra, quindi sono dei limiti. Il Potenza invece continua nel suo campionato abbastanza positivo, quindi non Vibonese neanche... peccato, ha perso ieri proprio nei minuti finali la Vibonese. Nei minuti finali, a Catania quando arrivi al 90° la partita poi vive di altre situazioni, quindi devi fare attenzione, l'andata è la finita 5-1, quindi... Roberto, che mi dici tu della Regina Roberto Barbarossa? Partiamo dalla Regina. Ma io credo che la Regina... Sono 7 adesso i punti sul Bari? Sì, sono 7 e non sono pochi, voglio dire, alla fine sono 3 partite di vantaggio se vogliamo, quindi credo che quella contro il Monopoli possa essere inquadrata come un semplice incidente di percorso, ma la Regina ha dimostrato fino adesso di essere la padrona assoluta di questo campionato, quindi ritengo e auspico anzi che la Regina possa tornare in Serie B dalla via principale e di poter assistere a un derby l'anno prossimo in Serie B tra Cosenza e Regina. Un derby che ha sempre generato grande entusiasmo, grande pubblico e grande correttezza sia in campo che sugli spalti. Aldo, tu mi vuoi aggiungere qualcosina sulle calabresi in generale? Questa sconfitta potrebbe avere un significato, cioè avere giocato il derby con il Catanzaro vinto a quei ritmi, avendo subito anche l'espulsione di giocare in 10 uomini con De Rose e via dicendo, ha contribuito secondo me a questa sconfitta che ci può anche stare, però 7 punti sono tanti, però bisogna stare attenti perché il Bari è una squadra che secondo me fino alla fine se la giocherà perché vorrebbe evitare i playoff. È rimasto solo il Bari. Però 7 punti sono tanti, ma Mimmo queste cose li sa gestire bene perché poi la Regina fuori casa è una macchina anche da gol, da guerra, quindi per cui io penso che alla fine la Regina ce la faccia e noi siamo contenti che Mimmo diciamo che ieri la Regina poi ha dovuto rivedere... La Regina vadano in Serie B perché meritano. Ha dovuto rivedere anche tutta la difesa e il reparto difensivo. È normale. Allora andiamo a vedere dalla regia per cortesia il prossimo turno della Serie C, così vedremo praticamente gli impegni delle squadre calabresi. Grazie Luca Chito. Puoi andare Stella, grazie. Sì, prossimo turno, non la classifica, il prossimo turno, vai. Bene, lo leggo io, Avellino Ternana, troveremo in campo Bisceglie Catania, Catanzaro Bari, Cavese Potenza, Monopoli Casertana, Picerno Regina,
Sicola Leonzio Rende, Teramo Francavilla, Vibonese contro Paganese e Viterbese contro Rieti. E allora vediamo subito, focalizziamo Catanzaro Bari, una partita importante, questo è per gli avversari della Regina, poi Monopoli Capabè non ci interessa Vibonese invece Paganese per quanto riguarda la formazione di Modica. Mister, cosa vogliamo dire allora? Anche Picerno Regina, la Regina andrà in trasferta contro il Picerno e poi il Rende in trasferta contro la Sicola Leonzio, lì una partita da bassi fondi, però la Sicola Leonzio, dicevamo, in questo momento viaggia col vento in poppa. Sì, il Catanzaro è sempre comunque un avversario temibile e rispettabile, soprattutto con Auteri, che è uno che insomma non si guarda sicuramente la mano, ma gioca sempre per... Poi sì, il campo potrà dire il contrario, perché il Bari è una squadra attrezzata, giocatori navigati, e secondo me alla fine la porterà anche a casa la partita. La Regina, ecco, vale il ragionamento al contrario del Cosenza, deve pensare a se stessa, deve pensare a se stessa, perché sa che vincendo comunque non ha problemi. La battuta del resto ci sta, l'importante è non crearsi adesso tanti preoccupazioni, ma reagire subito, come ha già fatto in altre circostanze. Il Rende si va a giocare questo scontro, e questo volevo chiedere anche a Roberto Barbarossa. Io vi volevo chiedere a voi come funziona il distacco dai play-out. Guarda, l'abbiamo spiegato l'altra volta che praticamente c'è il distacco dei play-out, non so se c'è in Serie C, comunque io farei intervenire Roberto sul Rende e poi nel frattempo ti leggo il regolamento. Rende sicuramente atteso da una trasferta decisiva, non conquistare punti nel prossimo match potrebbe mettere la formazione dell'Oltrecampagnano in guai ancora peggiori rispetto a quelli nei quali è adesso. Poi la gara della Vibonese in turno casalingo dovrebbe essere anche alla portata della formazione della Vibonese, insomma, quindi è un turno non difficilissimo, se vogliamo, per le squadre, non facilissimo anzi per le squadre calabresi, perché il Catanzaro è sì sicuramente una squadra attrezzata ma con grossi problemi, ospita il Bari che è in corsa per la promozione. La Regina dovrebbe andare a vincere contro il Picerno e quindi riprendersi da questa sconfitta. Un campionato ancora dentro per la... E allora io ho trovato subito praticamente quello che aveva chiesto l'amico mister Gianluca Gagliardi. Per quanto riguarda la Serie C sono ovviamente dei 3 gironi ABC, sono 9 le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocede direttamente in Serie D, poi play-out 19 contro 16 e 18esima contro 17esima per le altre 6 retrocessioni, ma se tra le sfidanti il distacco mister è superiore esattamente a 8 punti, la peggio classificata retrocede direttamente. E quindi andiamo a vedere, ecco, come se il campionato fosse finito. Se il distacco è superiore ad 8 punti, recita il regolamento, ecco qua. Scusa, oggi sarebbe Picerno, Bisceglie e Sicola Rende, bravo, giusto? Benissimo, sì. Benissimo, allora questo distacco di 8 punti vale per il Rende con il Bisceglie o per il Bisceglie contro la Sicola? No. Vale per tutte e due, penso io. Almeno così è scritto che c'è il distacco. È da interpretare. Bisogna interpretare. Se il distacco è superiore a 8 punti, perché in ogni caso la terza retrocede direttamente. La Sicola, che è la prima, diciamo, delle ultime, chiamiamola così, perché 3 ne scendono, ha 6 punti in più. Allora, play-out tra 19esima contro la 16esima. Vogliamo fare un esempio pratico? In questo momento Rende, no? Contro? Picerno Rende. Benissimo, 18 contro 17. Ma se tra le sfidanti, quindi tra tutte e 4 le sfidanti, il distacco è superiore a 8 punti, la peggior classificata retrocede direttamente. E allora mi sa che in questo momento il Rende è sceso. Questo è? Io vi ho letto il regolamento. In questo momento è sceso senza play-out. Se fosse finito ieri il campionato. Sì, sarebbe sceso. Perché a quanti punti è? Se vai all'Endina e perdi, sì, perché praticamente tra le sfidanti. Tra le sfidanti, tra tutte e 4. E tra Picerno e Rende, tra le sfidanti. 18, io lo leggo così. 18, l'interpretazione è questa. L'italiano è questo. L'interpretazione è questa. Quindi tra Picerno e noi ci sono la bellezza di quanti punti? Di 14 punti. È sceso. Ok, allora abbiamo fatto
fatto una zoomata per quanto riguarda la Serie C, anche il prossimo turno. Stella, allora vogliamo andare a vedere e torniamo, così poi salutiamo Prossimo turno Serie B? con la Serie B, esattamente, Okay. sì. Andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B, l'abbiamo già anticipato, così il nostro amico Luca Chito in regia ci manda il prossimo Benissimo. turno, lo andiamo a commentare. Troveremo Grazie. in campo Ascoli Chievo, Cosenza contro Cittadella, Cremonese Empoli, Crotone Pisa, Livorno Frosinone, Perugia Benevento, Pordenone Juve Stabia, Salernitana Venezia, Spezia Pescara, Trapani Virtus Entella. Allora, Cosenza Cittadella, ne abbiamo parlato ampiamente nella prima parte, Crotone Pisa, si giocheranno, gran parte dicevo, delle partite si giocheranno domani sera, martedì, alle ore 21, sperando, Roberto, che ci sia, tu dici, un po' di gente domani allo stadio a spingere questo Cosenza. Ma guarda, io sul pubblico c'ho anche un aspetto un po' scaramantico, quando vedo grandi numeri allo San Vito, 10.000, 12.000, 13.000, ho sempre un po' di timore. Lo zoccolo duro del tifoso cosentino è sempre stato quello, i 5-6.000 euro. 6.000 euro, scusa. 5.000 e 6.000 presenze. Scusate il lapsus. Quindi per domani, visto anche quello che ci si aspetta dal punto di vista meteo, io sarei contento di avere 5-6.000 spettatori che ce lo auguriamo, sicuramente faranno sentire il loro calore, ma lo ribadiamo fino alla nausea. Da domani noi vogliamo vedere veramente non 11 lupi ma 11 leoni affamati e, come diceva anche Franco, Aldo, col sangue agli occhi e che già negli spogliatoi possano andare a vincere questa partita. Mister, domani potremmo rivedere questo 3-5-2 di Pillon, che ormai praticamente l'ha messo in campo nel secondo tempo col Frosinone e poi alla Venezia? Dando seguito al clima, che sia un tempo da lupi, in modo tale che si parla anche dal punto di vista climatico. Sì, io penso che ormai, per quello che ho letto tra le righe, il pensiero di Pillon sarà questo, il suo Cosenza difficilmente, non l'ha fatto neanche ieri a gara in corso, cosa che poteva succedere dal momento in cui vuoi cercare di dare più fastidio all'avversario, magari inserendo Baez e andando a fare un 3-4-3, cosa che magari si poteva tentare. Vuol dire che vuole dare continuità e vuole dare sicurezza alla squadra, quindi confermando questo modulo. E allora, Roberto, ritorno a te, tu pensi che ci sarà di nuovo questo 3-5-2 domani sera contro Cittadella? Sì, penso proprio di sì. Ormai Pillon dicevamo si spera di recuperare il legittimo, quantomeno per la difesa. Vediamo un po', sì, credo che comunque il modulo sarà quello lì, questo. Pillon ha dato già questa impostazione alla squadra, adesso staremo a vedere un po' che cosa... Non si può parlare di turnover, secondo me qualcosina comunque cambierà, 1, 2, 3 uomini poi forse alla fine si cambieranno. Ma, qualcosa io penso in difesa, qualcosa al centrocampo, in attacco hai gli uomini contati. In attacco penso che ci sia ben poco da potremmo, cambiare. Dicevo, rivedere Legittimo, potremmo rivedere magari Broda all'inizio. È sempre il gioco che tocca a noi in anteprima delle partite di andare a indovinare quella che è la formazione, ma credo che non si discosterà moltissimo da quella vista sabato. Non ci sarà Pillon in panchina, Aldo, lo abbiamo detto, è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo, ci sarà il nostro amico Roberto Occhiuzzi. Roberto è uno che ormai è navigato, ha avuto la fortuna di avere Braglia come suo maestro. Pillon è un allenatore secondo me importante, poi Pillon sarà anche capace con i telefonini a determinare le cose che deve fare, però quello che ha detto Roberto, quello che ha detto il mister, domani la si vince già quando esce dallo spogliatoio la partita. Cattivi, fortemente motivati, determinati, bravo, sì, determinati. Giocare fino all'ultimo, fino al 95esimo e portare a casa i 3 punti. Tutte le chiacchiere che si possono fare non hanno senso. Se tu domani sera porti i 3 punti a casa, il campionato per il Cosenza cambia da così a così. Mister Gagliardi, allora andiamo ad inquadrare invece questo Crotone Pisa, il Pisa che ha vinto per 1-0 con un gol di Vito sabato. Si è rilanciato, veniva da 3 sconfitte consecutive, poi invece si è rilanciato in classifica. Sì, ha avuto una grande reazione perché aveva perso malamente le ultime 2 partite. Sì. Anche ad Empoli, avevo visto che ad Empoli aveva fatto una buona partita. Ha fatto una buona partita, ha perso nel tempo di recupero. La stessa cosa è successa l'anno successivo in casa e quindi ha avuto una grande... Significa che il gruppo intanto è
è abbastanza ha battuto compatto. il Perugia, questo Perugia di Cosmi che per la verità non è che abbia poi imboccato la strada Quando ci maestra. sono troppi galli nel pollaio i risultati sono questi. Quando tu sai benissimo che c'è stato Fiore lì a lavorare. Sì, c'è stato Stefano Fiore che quando salutiamo l'ho insieme sentito, a Massimo Oddo, no? Sì, quando l'ho sentito mi parlava di uno spogliatoio molto difficile da gestire perché erano tutte prime donne. Allora. Sì, non Tutte aggiungiamo che altro, sappiamo qualcosa. Non accettavano a malincuore, diciamo chiaramente a malincuore la scelta dell'allenatore. E se non ci riesce nemmeno Cosmi? E se porti Falcinelli che guadagna 1 milione di euro in B e non gioca sono problemi. È vero, 1 milione di euro in B, così lo rimarchiamo Stella, no? Falcinella ha detto il mister 1 milione di euro in Serie B e non gioca, che va in panchino, magari in tribuna, sono problemi. E allora, dimmi Crotone Pisa, mi stavi dicendo? Crotone Pisa, la B abbiamo già sottolineato che regala sempre delle sorprese, però in questo momento il Crotone sta bene sia fisicamente che mentalmente, ha la squadra quasi al completo e quindi penso che possa portare a casa il risultato, fermo restando che quando si incontrano delle squadre che si devono salvare è sempre difficile. Roberto, Crotone Pisa per te? Uno fisso. Uno fisso. Per Aldo invece? Sulla carta sembra una partita, però giustamente come dice il Pisa ha bisogno di punti, va a giocarsela, però io vi auguro che vinca il Crotone, perché se vince il Crotone si porta a 46 punti e se la gioca, anche se in questo momento la squadra più in forma onestamente oltre al Benevento che già in Serie A è il Frosinone, quindi bisogna stare attenti molto al Frosinone. Senti Stella, qui mi chiedono praticamente se riusciamo a far vedere, visto che siamo in chiusura, manca pochissimo, il prossimo turno, ripeto, è domani sera tra le 2 partite che saranno giocate mercoledì e poi la classifica generale per i nostri telespettatori. Quindi chiediamo a Luca Chito il prossimo turno della B, così lo facciamo rivedere, siamo in chiusura e poi nuovamente... Io sottolineerei Cremonese Empoli, Franco. Sì, poi ne parliamo un attimino se abbiamo ancora un... Quindi rivediamo il prossimo turno della Serie B, Eccolo Ascoli qua. Chiavo, Cosenza Cittadella. Cosenza Cittadella domani, Cremonese Empoli, Crotone Pisa, Livorno Frosinone, Perugia Benevento, Pordenone Juve Stabia, Salernitana Venezia, Spezia Pescara, Trapani, Virtus E così, Entella. pensiamo di aver dato un buon servizio ai nostri telespettatori. Vediamo la classifica, che ci chiedono pure la classifica generale, forse la vogliono fotografare da casa, probabilmente. Ecco qui la classifica, Stella, Benevento la classifica 63, di Serie B, sì, piano piano, vai. Benevento 63, Frosinone 48, Crotone 46. Scusami, 46, Crotone 43, Spezia 41, Cittadella 40, Salernitana Pordenone 39, Chievo 37, Empoli 36, Pescara 35, Virtus Entella 35, poi abbiamo Pisa, Perugia, Juve Stabia 33 punti, Venezia 32, Ascoli 31, Cremonese 27, Cosenza 24, Trapani 21, chiude la classifica Livorno con 17 punti. Ok, allora abbiamo accontentato anche questi nostri telespettatori che mi avevano scritto in privato, volevano rivedere il prossimo turno, che è domani un turno infrasettimanale, con la relativa classifica generale dopo appunto le partite che si sono giocate in questo fine settimana. Voleva aggiungere qualcosa, mister Gagliardi? Sì, volevo attenzionare Prego. la partita Cremonese-Empoli perché in virtù della sconfitta dell'Empoli, visto che comunque parliamo di una squadra È una che bella partita, ambisce. tu dici è un discorso che riguarda la bassa classifica. Sì, riguarda soprattutto noi perché dobbiamo pensare alla Cremonese, poi pensiamo alle altre. Dato Sì. che Cremona, se non sbaglio, è la prossima trasferta dopo Chievo, Sì. significa andare a Cremona Sarà un altro scontro diretto quello. e andarci a giocare le nostre chance di salvezza. Quindi tu in uno dici scontro giustamente, diretto. l'Empoli è perso in casa col Pordenone, c'era il dente avvelenato, Marino vorrà rifarsi, la Cremonese... Sì, perché noi dobbiamo purtroppo sperare nei guai altrui oltre a dover vincere. Ecco questo perché è il primo importante, lo obiettivo è dover sappiamo, sì, vincere, sì. poi pensiamo agli altri. C'è anche Salernitana Venezia che bisogna essere attenzionata. Salernitana Venezia vince pure... col Venezia e tu vinci ti metti a 5 punti dal Venezia. Vabbè, ma anche il Pisa dicevamo prima che va a Crotone, insomma è Franco, tutto un incastro, bisogna- no Roberto? bisogna vincere, È noi- tutto un discorso di che l'importante è che vinca il Cosenza, no? Questi discorsi lo Pensiamo prima a noi stessi a dobbiamo vincere. vincere noi. Poi dopo Dopodiché- facciamo i calcoli. Però vinciamo noi, poi facciamo i calcoli. Io dico che bisogna guardare settimana dopo settimana, intanto Bravo. guardare questa partita col Cittadella, poi lo ripeto, ce lo hanno anche chiesto, il Cosenza andrà a Verona l'altro lunedì, quindi
contro il Chievo Verona e poi mi pare che giocherà in casa contro la Virtus Entella. Mi pare che siamo arrivati ai saluti finali. Stella. Sì, ringraziamo il coordinatore della trasmissione Franco Segreto per aver condotto il programma, ringraziamo i nostri ospiti in studio, il mister Gianluca Gagliardi, grazie di aver accettato il nostro invito, Roberto Barbarossa, giornalista Tuttosport. Grazie, buonasera. E il nostro compagno di avventure Aldo Cennamo per aver accettato chiaramente i nostri inviti. Grazie Aldo, il nostro invito ad essere qui presente in studio durante la nostra diretta. Con replay ci vediamo lunedì 9 marzo ore 15 in diretta Tele Europa Network, canale 10 del digitale terrestre. Grazie per averci seguito e per aver interagito con noi attraverso il numero WhatsApp. Arrivederci.